Bentrovata, grazie per essere con noi. Questa sera un documentario ma anche un libro di fotografia. Allora unisco le due cose e le chiedo in un'immagine il giornalista Minà e l'uomo che l'ha accompagnata negli anni. È dura. Dunque, il giornalista Minà, uno dei più importanti giornalisti degli ultimi dello scorso secolo. Anche se qui pervicacemente non si è mai eh, eh, voluto ricordare così. Devo dire che Minà è più famoso all'estero che qui, le sue interviste stanno nelle università nordamericane e latinoamericane perché quello che ha fatto è storia, ma qui noi abbiamo un piccolo problema di memoria, quindi ci sta che non è ricordato. L'uomo era coerente, devo dire, umanamente era un uomo molto buono, un uomo che aborriva la violenza e aveva questo dono, secondo me, che sapeva rialzarsi ogni volta che cadeva. Questo per me è stato come professionista, ma anche come uomo, una grande lezione di vita. Poi per me è molto facile, no, dividere il professionista dall'uomo che mi è stato accanto quasi tutta la vita, perché io l'ho conosciuto per lavoro, abbiamo lavorato 10 anni e poi abbiamo deciso di mettere su famiglia, però devo dire che come professionista mi ha insegnato tutto. È stato un po' duretto, ma però io sono grata perché so fare tutto in questo mestiere, a parte il giornalismo, perché io sono un comunicatore, ma non sono una giornalista perché non mi ha voluto insegnare, io sono d'accordo. C'è un'intervista o un incontro che lo ha segnato e che raccontava a lei o che raccontava insomma agli amici e alle persone più care vicino a lei? Guardi, allora, in realtà più che un'intervista erano rapporti umani, perché lui ad esempio ha iniziato nello sport e uno dei primi che ha intervistato, quindi Olimpiadi anni 60, è Cassius Clay, poi diventato Muhammad Ali, che poi hanno intrecciato la vita insieme e Ali veniva a Roma, veniva a casa nostra. Infatti io ho sempre detto non siamo mai andati nei salotti, il salotto era casa nostra perché venivano da noi. E poi lui aveva il dono di raccontare le stelle ribelli, quindi lui, Pietro Mennea, un altro grande amico, che tutti considerano burbero, timido, invece era una persona solare, scherzosa, divertente. Infatti io oggi, ad esempio, io e la moglie di Mennea siamo molto amiche, stiamo lavorando insieme, infatti penso che per alcuni potrebbe essere anche una minaccia questa ricostituzione della coppia Mina-Mennea. E poi l'ultimo Maradona. Qual è l'eredità, che lascia soprattutto a chi vuole cominciare questo percorso? Perché un giornalista d'altri tempi che faceva il giornalismo come si doveva fare. La, la strada l'ha già dettata lui. Io sto solo eseguendo i suoi ordini. Quindi lui mi ha lasciato il libro fotografico che ultimamente diciamo, si era proiettato e si era incuriosito verso le nuove generazioni. Era molto colpito perché sul perché si facevano chiamare ultima generazione, no? E poi mi diceva, vedi, gli abbiamo rubato pure il futuro. Questi non hanno neanche un'idea su cui lottare e quindi l'idea del libro fotografico Fame di Storie nasce da questo. Foto, piccoli testi, serve solo un pochino d'attenzione, ma si può prendere quando si vuole ed è la storia sì della vita professionale di Gianni, ma anche la storia del giornalismo e l'ha detta proprio le regole del suo giornalismo. Perché? Perché lui diceva che non è che ci stanno vari tipi di giornalismo, il giornalismo social, tradizionale, sono tutte stupidaggini. Il giornalismo è uno, che è quello che fa aiutare la gente a scoprire quella linea
di collegamento tra fatti apparentemente slegati tra loro, cioè il giornalista è una figura sociale, quindi il segreto per un buon giornalista deve ritornare ad essere una figura sociale che serve a far unire il fatto con la gente per costruire la memoria critica. E infatti Ludovica lo sa, Ludovica Piccialudi, io punto su lei. Lui stavamo costruendo un database con tutto il patrimonio culturale di Gianni, quindi articoli, repertorio di proprietà nostra e RAI, dove professionisti, quindi giornalisti, ma anche ricercatori, gente comune può entrare e controllare, perché quello è uno spazio di notizia certificata. Certificata che vuol dire? Che sei andato lì, hai visto e hai tradotto in parole quello che hai visto, anche cose scomode, anche cose su cui uno non vuole credere, no? Non fa comodo credere, eppure tu devi essere un cronista, devi essere fedele a quello che vedi. Questo è il vero scopo e ruolo del giornalista. Grazie, proprio vero.